Assume sempre più l'aspetto di una cosa in solitaria la posizione dell'onorevole Simonetta Rubinato sul referendum per l'autonomia del Veneto. Almeno all'interno del Partito Democratico, dove continuano ad aumentare le voci critiche sulla consultazione voluta dalla Regione del Veneto e promossa dal presidente Luca Zaia. Per prima quella del segretario nazionale Matteo Renzi, che l'altra sera a Padova ha bollato il referendum come inutile e dispendioso, invitando tutti i veneti a disertare le urne. Sulla stessa linea il vice segretario e presidente del Friuli, Deborah Serracchiani. Il referendum del Veneto è soltanto politico e non serve. Il Veneto, se vuole, può già chiedere risorse e competenze, lo può fare in base all'articolo 116 della Costituzione. Vertici dunque ben distanti dalla posizione dell'onorevole Di Roncade, che in questi giorni sta presentando il suo libro sull'autonomia possibile per il Veneto e che giudica così le ultime dichiarazioni del suo segretario. C'è stato uno scivolone di Renzi alla festa di Padova, dovuto al fatto che continua a fidarsi di cattivi consiglieri. Ecco, ma secondo lei, se consigliato bene, anche Renzi sarebbe dalla parte dell'autonomia e quindi del referendum? Non ho dubbi, Renzi è dalla parte dell'autonomia, l'ha dichiarato quando ha visitato Trento e Bolzano. Un cortocircuito politico dunque al vertice del PD e non solo, con esponenti di partito ma anche parlamentari decisamente lontani dall'indicazione del segretario regionale del PD di promuovere il sì. Io sono autonomista, ma non andrò a votare il 22 ottobre, perché non mi piace farmi prendere in giro. Stanno spendendo soldi miei per una cosa che Zaia avrebbe già potuto e dovuto fare da anni. È una battaglia di libertà e di responsabilità per i veneti, oltre i partiti politici, quindi cosa c'è di più bello di quando ci si può battere non per posti o potere, questa non è una lotta di potere, ma per la libertà del popolo veneto. Sono soldi spesi male, ma dico di più. Sono soldi spesi per creare una cortina fumogena su tutte le cose che in questo Veneto non stanno andando. Dunque parlamentari distantissime, pur essendo dello stesso partito, con l'ultima stoccata dell'onorevole Rubinato. E dico a tutti quelli che invitano all'astensione che oggi una signora che ho incontrato, una persona molto semplice, mi ha detto con disarmante verità: non è bello che chi fa politica inviti i cittadini a non andare a votare.